Si è già capito quanti saranno questi milioni che raggiungeranno il Veneto e poi l'esempio anche del suo comune stesso? C'è già una valutazione, un calcolo? Sì, sono già arrivate le tabelle. Per il mio comune sono circa 144 mila euro, per il comune di Treviso poco più di 400 mila. Per quale motivo avete avuto qualche dubbio rispetto al provvedimento? Intanto inizialmente non si capiva bene la quantità e sembravano somme anche molto esigue. In realtà non lo sono. Adesso il nostro obiettivo è quello di capire se è possibile anche ampliare le possibilità di utilizzo, perché ogni territorio ha le proprie peculiarità e non è detto che ad esempio che tutte queste somme servano per acquistare la spesa e beni di prima necessità. Potrebbe anche essere che ci sono anche altre esigenze. È possibile sapere prossimamente allora come e quando potrebbe iniziare questa distribuzione? Guardi, noi abbiamo già fatto una prima riunione oggi come ufficio di presidenza, poi nel primo pomeriggio il presidente Conte deve collegarsi insieme a tutti anche i presidenti delle province e con il comitato di crisi della regione e provare a fare alcune proposte su criteri di utilizzo intanto in quello che è permesso e poi capire se possiamo anche ampliare l'utilizzo di questi fondi. Ecco, cercheremo di dare delle indicazioni e delle linee generali a tutti i comuni in modo che non ci siano differenze tra territori e territori. È questione tra oggi e domani mattina, insomma, che stiamo approntando le prime linee per dare un supporto e soprattutto per far sì che non ci siano appunto differenze tra territori e territori rispetto a situazioni uguali.